Un pomeriggio di ordinaria follia, seminando il panico tra le province di Venezia e Padova. 3 banditi sono stati arrestati dai carabinieri di Padova dopo aver commesso una rapina a Vigonza, rubato una carta di credito e minacciato con una pistola dei passanti. In manette un 32enne residente a Mira e 2 romeni di 36 e 31 anni. Hanno guidato per ore sotto l'effetto di alcol e droghe. Hanno seminato il panico sostanzialmente in alcune località della provincia di Padova e anche della provincia di Venezia, perché si sono, oltre a perpetrare un furto aggravato su un'autovettura in sosta e la rapina aggravata ai danni di una tabaccheria di Vigonza, hanno poi avvicinato delle persone che erano alla guida di autovetture piuttosto che a piedi e le hanno di fatto così spaventate e minacciate impugnando la pistola. A bordo di una Mercedes classe C nera con il volto coperto hanno prima affiancato un giovane a piedi a Mira e con la scusa di chiedere informazioni l'hanno terrorizzato puntandogli contro una pistola, poi rivelatasi falsa. Poi sono arrivati a Vigonza dove hanno fatto irruzione in una tabaccheria. Il negoziante ha reagito e i 3 sono scappati con numerosi pacchetti di sigarette. Mezz'ora dopo il terzetto a Borgorico nell'Alta Padovana ha scassinato un'auto in sosta rubando una giacca con un bancomat da cui hanno prelevato 500 euro. La folle corsa è proseguita a Selvazzano dove nel parcheggio del supermercato Ali hanno avvicinato una donna in macchina con la figlia piccola e l'hanno minacciata con la pistola. Dalle segnalazioni che abbiamo ricevuto al 112, al numero di emergenza, siamo riusciti a ricostruire tutti gli spostamenti di questa macchina, una Mercedes classe C di colore nero, con i 3 soggetti a bordo che si aggiravano per la provincia di Venezia e la provincia di Padova a perpetrare alcune tipologie di reati, travisati e impugnando una pistola che poi si è rivelata essere una pistola scacciacani. Grazie alle segnalazioni finali di testimoni che hanno notato i 3 uomini litigare in un parcheggio di Rubano e alle rilevazioni del sistema Targa System che segnalava i passaggi dell'auto, i carabinieri hanno ricostruito il tragitto e fermato i 3 malviventi che sono stati arrestati per rapina, resistenza, furto e danneggiamento.